Si va sempre a casa da qui più ricchi di quello che si è portato, e però appunto ricchi di quello che si è ricevuto, di quello che di bello si è ricevuto. Quindi anche a questi giovani che magari a volte stanno più sulle realtà virtuali, diciamo così, e sperano di trovare qualcosa di senso e di significato lì, se vengono qui possono assaporare davvero un'altra cosa che sicuramente li arricchisce, è un contatto umano con le persone, vero, autentico e che dà tanto frutto. Che è una giornata bellissima, ci divertiamo molto e anche per fortuna il tempo è stato bello e ci ha accompagnato. Sono tutte brave queste signore e ci troviamo bene tutti in compagnia. Ho vinto anche una medaglia, vedi, d'argento, non di oro, ma sempre qualcosa. Io sono come De Coubertin, l'importante è partecipare. In certi momenti ti senti limitato certamente, perché magari certi posti in cui devi andare sono abbastanza isolati, diciamo, e magari i mezzi di trasporto non ci arrivano fino a lì, e quindi avere la macchina sarebbe un gran aiuto, ma per quanto posso cerco di muovermi con i mezzi pubblici, altrimenti sto a casa, diciamo. Sono arrivati degli stivaletti da Bassano, da un signore che ringraziamo tantissimo perché ha pensato a noi, e stiamo distribuendo, tirando fuori un po' alla volta questi stivaletti che sono comodissimi perché qua piove sempre, quindi anche per la scuola le mamme li prenderanno senz'altro, saranno entusiaste. All'ingresso abbiamo due alpini che distribuiscono una borsa con all'interno un coupon di prodotti, e poi i consumatori, in base alle loro disponibilità, fanno la spesa e ci consegnano la spesa con i prodotti, e noi li suddividiamo, li pesiamo, li raccogliamo, li pesiamo, li imballiamo e alla fine questa sera li trasportiamo. Evviva! E con queste bellissime note noi salutiamo il nostro ospite, maestro musicista Davide Furlanetto, che ci ha fatto veramente un grande regalo, perché di Besi ne abbiamo tanto bisogno, ma tanti Besi per le nostre famiglie. Grazie meraviglioso pubblico, so che siete in tanti, che ci seguite ogni lunedì sera alle 21:15 su questa bellissima rete, io la chiamo così perché mi piace da morire, è Rete Veneta, e adesso introduco i nostri
nostri ospiti ed io parto subito con i nostri meravigliosi alpini e presento subito Benedetti Giuseppe, emerito presidente sezione di Conegliano, Francesco Introvigne, presidente sezione di Vittorio Veneto, grazie. Buonasera a E voi. presento anche Battaglia Jean-Pierre con sua moglie Cominotto Irene Disperati. Ecco, io partirei subito proprio da lei, Presidente. Intanto non finirò mai di ringraziarvi perché, come sapete, le nostre storie sono drammatiche. Sono storie che hanno bisogno di voi. Io ho aperto questa sera i telegiornali dicendo cosa vi lega così tanto a questo territorio, i cittadini vi vogliono così bene. Quale legame più forte di questo con gli alpini? Forse la grande solidarietà, ma forse anche l'umiltà che avete. Cosa ci dice, Presidente? Sì, buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Innanzitutto direi che non meritiamo tanti ringraziamenti perché quello che lo facciamo volentieri, lo facciamo col cuore, lo facciamo verso chi ha bisogno più di noi e sta peggio di noi e quindi questo è anche un dovere, fa parte del nostro DNA, quello della solidarietà, della condivisione, dell'aiuto al prossimo. Quindi è questo forse che ci porta ad essere credibili in quel che facciamo e proponibili anche in un mondo pieno di difficoltà, direi di miserie ma anche di limiti nei valori. E noi vogliamo dar testimonianza dei valori che hanno costituito e costruito la nostra storia e il nostro passato, perché dobbiamo essere testimoni nella vita presente e proporci sicuramente al futuro. Grazie Presidente, però io penso che la gente che ci sta ascoltando e guardando sappia riconoscere in voi veramente la parola solidarietà, perché quando c'è una catastrofe, c'è un qualcosa di tremendo nel nostro Paese, siete i primi a partire e i primi ad arrivare, questo ve lo dobbiamo tutti. Però io vorrei sentire anche Benedetti Giuseppe, che è emerito Presidente della sezione di Conegliano, che io ringrazio tantissimo perché grazie anche a lui, anche quest'anno, devo dire la verità, siamo riusciti ad ottenere questa meravigliosa giornata fatta nei supermercati del gruppo Vega e raccolto una tonnellate e tonnellate di cibo. Come mai siete così vicini ai veneti schiacciati? E noi, seguendo anche la tua trasmissione, intanto saluto anche tutto il pubblico, buonasera a tutti. Come dicevo, seguendo anche la tua trasmissione si riesce a capire che qui nel nostro Veneto, glorioso Veneto, c'è anche tanta gente che soffre e che non arriva a vivere come tanti altri che stanno bene, ecco, tanta gente cerca almeno il cibo per poter mangiare, cerca certi alimenti che possono dare ai propri figli per farli crescere e tutto quanto, quindi noi siamo vicini, c'è tanta gente che soffre per questi motivi qua. E noi come alpini, come Associazione Nazionale Alpini, la viviamo in prima persona questa cosa qui, perché vorrei anche ricordare che facciamo una grossa colletta alimentare ogni anno e tutta Italia è interessata, tutti gli alpini sono interessati perché è promossa anche dall'Associazione Nazionale Alpini e lì vengono raccolte tonnellate, tantissime tonnellate di cibo per dare la possibilità, ecco, a mangiare a tutti quelli che non riescono con le proprie tasche, con i propri soldi a nutrirsi. Ecco, noi pensiamo anche a questo, poi ci sono tanti enti che fanno tanti pasti ogni giorno e hanno bisogno di questo sostegno e in queste case vengono tantissima gente per chiedere questo pasto caldo, un pranzo, la cena. Abbiamo qualche numero, Presidente. Allora pensate che in questa giornata che abbiamo appena trascorso, che era sabato 19 maggio, in 40 supermercati Maxi sono stati distribuiti 10.000 sacchetti, pensate, 2.500 scatoloni, con 200 volontari della sezione di Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto, Belluno, Venezia, Padova, Pordenone, Bassano del Grappa, che per l'occasione appunto hanno fatto questa speciale e avevano una pettorina di Asco Trade, che ringraziamo ancora perché è uno dei sponsor assieme a Virosac, che ha permesso questa raccolta. Ma io volevo chiedervi una cosa, forse
proprio perché siete vicini al sociale e siete con gli ultimi, che capite quanto bisogno c'è di questa colletta. Però quando abbiamo fatto la conferenza stampa, che io ho cercato in qualche maniera di illustrare quello che vivo io al Banco Solidale, ho visto la gente perplessa. Questi attori attorno a questo tavolo, con questo ben di Dio che noi eravamo dentro a questo mega emporio, perché è una grande proprio, vedesse metri quadri e metri quadri di area dove ci sono alimentari di tutti i tipi, sapere che nel nostro nord-est c'è questa difficoltà anche di mangiare. Cosa ha provato, Presidente, quando io raccontavo le varie situazioni che mi capitano? Beh, indubbiamente questo sorprende e meraviglia per certi versi che nel cosiddetto magnifico nord-est, almeno lo era tale fino a non molti anni fa, ci siano ancora larghe come dire, fette di sofferenza e di emarginazione sociale. Sorprende perché si pensa piuttosto che in questo nostro territorio, ad altre terre lontane, se non altri continenti, che questa sia la realtà quotidiana. Invece ci rendiamo conto che anche in mezzo a noi e fra noi questo bisogno è presente ed è concreto. Noi che abbiamo la possibilità di vivere, direi, in modo un po' migliore, in forma più agiata, che non abbiamo necessità, difficoltà economiche, grazie a Dio, grazie magari al nostro lavoro che non abbiamo mai perduto, grazie alla pensione di cui godiamo, forse stentiamo anche, come dire, ad avvicinarci, però poi ci rendiamo conto che le testimonianze vere e concrete, quelle dirette, ci fanno proprio portare a questa realtà e quindi anche a immedesimarci in quelli che sono i bisogni concreti e dobbiamo prenderne atto. Ecco, per me è stata una sorta anche di parziale sorpresa, non totale, ma comunque parziale sorpresa sì. Bene, allora con questa sorpresa noi partiamo col primo servizio che riguarda proprio questa bellissima giornata e questa colletta alimentare. È andata bene dalle 8 di stamane, finora abbiamo raccolto circa 800 kg di viveri, suddivisi in varie tipologie alimentari con una prevalenza della pasta rispetto all'olio piuttosto che ai pelati e altre tipologie alimentari. All'ingresso abbiamo 2 alpini che distribuiscono una borsa con all'interno un coupon di prodotti e poi i consumatori, in base alle loro disponibilità, fanno la spesa e ci consegnano la spesa con i prodotti e noi li suddividiamo, li pesiamo, li raccogliamo, li pesiamo, li imballiamo e alla fine questa sera li trasportiamo. La gente reagisce bene anche perché degli alpini si fidano, tant'è vero che delle signore ci hanno detto che la spesa la fanno perché degli alpini si fidano e quindi questa collaborazione tra l'ANA e il gruppo Maxi Vega ha dato i suoi frutti. Guardate, grande famiglia di Rete Veneta, gli alpini, oltre a farci questo ben di Dio di colletta alimentare, perché oggi hanno veramente raccolto tantissimo, si sono messi anche a cucinare. Cosa stai cucinando, Graziano? Costicine e salsicce. Per chi, Graziano? Per Marino. Per Marino. E tu, Marino, cosa fai qua? Cosa controlli, Marino? Che Graziano cucina bene perché lo devo mangiare io questa roba. Ah, è perché tu sei certo. chi? Il presidente? No. Chi sei? Tu che deve cucinare? No, io devo mangiare, non cucinare. Ah, lui deve mangiare, perché sei capogruppo? Capogruppo di Piombino Dese. Piombino Dese. Qui c'è un altro alpino che sta arrivando, eccolo qua. Ciao, tu chi sei? Ciao, vice capogruppo del gruppo alpini di Mansuè, Spadotto Flavio. Ecco, avete raccolto anche voi un'ottima, ma veramente sono quasi 17 quintali. Ecco, avete sentito che sì. hanno fatto oggi e la gente come rispondeva a questa raccolta? Bene, come sempre quando ci sono gli alpini è una garanzia di qualità. È una garanzia di qualità. Sì. Grazie veramente grazie. Queste sono le carte che loro ci consegnano. Ho la direttiva
scrivere qua il conto. Certo. Io sono Marco Simeon, segretario del consiglio della sezione, e veniamo con i miei alpini da Zero Branco. Ecco, adesso è arrivato il gruppo di Zero Branco. Che ha raccolto 13 quintali di derrate alimentari. Grandi. Grazie. Grazie a voi. veramente a tutti voi e a tutte le persone di Zero Branco che hanno donato questa meraviglia di merce. Grazie a voi. Grazie. Allora, anche voi le carte. Ecco. E poi c'è la griglia pronta con la posticina. Evviva gli alpini, ma veramente facciamo un altro applauso a questi alpini che se lo meritano tutto. Saluto in particolare Zero Branco perché avevo promesso che li avrei salutati, ma li saluto tutti perché sono stati tantissimi, come avete visto le sezioni che io ho nominato. Ma cos'è, Presidente? Spieghiamo perché siamo così contenti. Era domenica, eravamo tutti stanchi, distrutti, però la voglia di andare avanti, di continuare, di lavorare per gli altri, di aiutare gli ultimi che non sono mai riconosciuti da nessuno se non da noi, che facciamo solidarietà proprio di prima linea. Cos'è per voi essere alpino e fare solidarietà? Quando la gente vi porta, cosa provate? Sentire dire gli alpini mi fido. È una parola grande che dicono, Presidente. È un'emozione forte che viviamo dentro di noi, che sentiamo profondamente, che, ripeto, fa rivivere in noi quello che è la nostra dovere associativo, ma direi più che quello morale, quello di appartenenza, quello di aver vissuto momenti di sacrificio, di fatica, l'abbiamo sperimentato fin da giovani nel servizio alle armi e poi proporci subito, come dire, in quelle aiuto alle popolazioni colpite. Per dire, io personalmente ho cominciato col terremoto del Friuli, ho lavorato tutta l'estate del 76 al cantiere numero 11 di Pizzano e Tagliamento, quell'esperienza promossa dall'ANA che poi ha dato vita alla Protezione Civile Nazionale, perché allora non esisteva ancora una organizzazione così ben orchestrata, e quindi essere, come dire, persone attive e partecipi del bene sociale non può che renderci, come dire, soddisfazione, e nella misura delle forze che ciascuno di noi può mettere in campo, ecco, credo che abbiamo anche il dovere di farlo. Senta, Presidente, io so però un'altra cosa, non erano solo qui da noi nel nostro territorio. Domenica Benedetti Giuseppe, assieme ad altri, era a Visso, in provincia di Macerata, perché hanno consegnato una stalla nuova a un alpino che aveva perso tutto. Pensate quanta solidarietà. Loro sono partiti a consegnare questa stalla, a ridare un po' di vita, di respiro a questo uomo che veramente il terremoto ha distrutto tutto. Giuseppe, cosa hai provato e cosa ha provato quando vi ha visto arrivare? Se possiamo dopo far vedere anche le immagini, ma intanto spiegaci cosa ha provato. Senz'altro io sono arrivato e ho visto la stalla già costruita, ed è stata costruita con la generosità degli alpini, la manodopera degli alpini sostenuta anche tutta finanziariamente, e una bella stalla, e sicuramente penso che l'alpino che l'ha ricevuta sia rimasto molto molto soddisfatto. Io ho visto anche negli occhi di tutti gli alpini che erano presenti questo motivo di soddisfazione, perché in un paese dove sono stati colpiti da questo terribile terremoto si vedono paesi veramente, case che non sono più abitabili, ci sono paesi distrutti completamente nelle Marche, e essere di aiuto anche tra colleghi, diciamo, alpini, amici alpini così, oltretutto fa molto piacere, perché noi dobbiamo ricordare che abbiamo già consegnato anche un centro polifunzionale negli Abruzzi, a Campotosto. Adesso siamo in procinto di fare anche ad Arquata del Tronto, ad Accumuli, a Precci, e poi un altro intervento, visto che sono stati raccolti molto di più i soldi di quello che ci servivano, è stato programmato anche un altro intervento ancora, sempre per le comunità, centri polifunzionali, scuole, cose che servono a tutte le comunità, così
è un po' la burocrazia che ci rallenta, però noi siamo pronti con i nostri tecnici, con i nostri manuali, con i nostri alpini e tutto quanto. Appena ci sarà il via, anche le altre località avranno la nostra solidarietà in tutto quanto. Senta Presidente, ci spieghi e ci faccia anche noi vivere questa emozione. Quando si dà un lavoro, un altro lavoro a una persona che ha perso tutto, non vi sembra che ridate dignità a questa persona che non vede più niente nel suo futuro, all'improvviso arrivano gli alpini con la stalla, può riprendere a lavorare, può riprendere a respirare e far sì che la famiglia continui a vivere. Quanto importante è dare lavoro a queste persone? Per noi è proprio questa la motivazione, no? Di riportare alla vita quella gente che magari pensava fosse finita per loro. Invece no, li abbiamo messi sulla strada ancora di una vita programmata per il futuro e di continuare per le loro attività. Ecco, noi cerchiamo sempre di stare con quelli più poveri, diciamo, con quelli che hanno perso tutto, perché poi ci sono istituzioni che devono intervenire su altre cose. Noi come Associazione Nazionale Alpini abbiamo le idee mirate, vanno a fare i sopralluoghi, viene condiviso l'intervento che deve essere fatto, abbiamo un vertice nazionale del Presidente del Consiglio nazionale che poi divulgano le nostre idee da come intervenire e tutto quanto, ma tutti gli alpini d'Italia sono pronti a dare una mano, ad essere propositivi proprio nell'intervento che ci viene affidato. Ecco, quindi la soddisfazione di vedere la gente soddisfatta anche nelle comunità dove facciamo l'intervento, questo è un motivo che ti dà tanto orgoglio e anche tanta soddisfazione. Ecco. Presidente Introvigne, e lei cosa vuole aggiungere? Adesso si parla del nuovo governo, finalmente sembra che ci sia questo Premier, oggi Mattarella metterà la fiducia. Cos'è che chiederebbe come alpino, come Presidente al nuovo governo che sta per nascere, a questi due giovani ragazzi che stanno tentando di fare il nuovo governo per far respirare questo Paese che è ormai alla canna da gas? Io direi innanzitutto che parta bene, con i migliori auspici, ma che soprattutto prendano subito in esame la proposta giacente già da tempo della Presidenza nazionale dell'ANA, della Presidenza nostra, ma anche altri progetti di legge finalizzati a far divenire quella che per molti giovani del nostro Paese è un'aspirazione, divenire, come dire, un fatto concreto, cioè la possibilità di vivere alcuni mesi, non dico tanti, di un servizio volto alla patria e ai bisogni della nostra collettività, della nostra nazione, ecco, un servizio gratuito, totalmente gratuito, fatto anche magari sugli schemi della nostra esperienza passata e consolidata, che è certamente proponibile, e che appunto sia il modo di impegnarsi per guardare al futuro in forma più rosea e concreta. È un'esperienza fondamentale, direi, per i giovani, perché permette loro di acquisire maturità, crescita personale e soprattutto anche crescita collettiva. Cos'è che fa avvicinare, Presidente, i giovani agli alpini? Cos'è che attira un giovane che sembra lontano da tutto, invece con gli alpini noi vediamo anche i giovani? È una delle poche associazioni che si vedono famiglie e anche i giovani. Io direi che l'esperienza concreta che noi proponiamo, la vita vissuta, i risultati del nostro fare e del nostro agire è più che sufficiente a dar sicurezza e a dare anche, come dire, realizzazione alla sete e alla fame che i giovani hanno di mettersi in qualche maniera in luce al servizio, di sprigionare, ecco, in forma pratica le loro energie che sono incommensurate. Credo che tutti i giovani, come l'ho vissuta io da giovane, avevamo la voglia e hanno loro la voglia, ecco, come dire, di rendersi utile per il mondo che li circonda, perché, ripeto, è un'aspirazione che recondita dentro ognuno di noi, dentro ognuno di loro, che va comunque, come dire, realizzata. Noi dobbiamo dare sia l'esempio che la possibilità, ecco, di concretizzare questa possibilità.
La ringrazio Presidente, ringrazio anche l'emerito Presidente. Adesso io partirei con il Banco Solidale prima degli altri due ospiti e c'è un motivo e capirete il perché. Vai col Banco Solidale. Le novità sono arrivati gli asparagi da Marin Giuseppe, l'agriturismo, buonissimi, vediamo la borsa di oggi. Poi sono arrivati anche ieri dalla ditta Pagan questi spezzatino di soia con piselli, buonissimi, diamo oggi sulle borse come ogni mercoledì. Anche per gli intolleranti, chi ha l'intolleranza al glutine, essendo soia va bene per tutti, per qualsiasi persona, anche per bambini piccoli praticamente. Sono arrivati degli stivaletti da Bassano, da un signore che ringraziamo tantissimo perché ha pensato a noi e stiamo distribuendo, tirando fuori un po' alla volta questi stivaletti che sono comodissimi perché qua piove sempre, quindi anche per la scuola le mamme li prenderanno senz'altro, saranno entusiaste. Sono arrivate delle borse enormi di tutte creme, prodotti per l'igiene personale e noi adesso li stiamo distribuendo perché pensano anche all'igiene personale. La grande famiglia pensa a tutto, Nicoletta, non manca mai niente e oggi appunto distribuiamo anche le saponette, le creme, tutto quello che ci hanno fatto pervenire. Questa grande famiglia, perché ormai non so neanche più definirla perché è proprio una grande famiglia. Ecco, io dovevo dire veramente grazie a queste due grosse ditte, non è Pagan ma è la ditta Pagnan di Asolo che ci ha regalato questi meravigliosi, pensate, bancali di questa soia buonissima, è uno spezzatino particolare che fa anche bene, perciò vuol dire mangiar sano, a Forno d'Asolo che ci ha riempito di biscotti, veramente grazie perché sono partita col Banco Solidale, perché voglio presentare queste due persone, queste care persone, marito e moglie. Allora vi presento subito Battaglia Jean-Pierre e Cominotto Irene. Grazie Jean-Pierre, grazie Irene di essere venuti, perché sono partita col Banco Solidale, perché loro vengono al Banco Solidale e non si vergognano di venire al Banco Solidale, anzi Jean-Pierre ha detto io voglio raccontare la mia storia, Mirella, perché è una storia veramente tragica la mia, con mia moglie sto vivendo un incubo. Cosa è successo nella tua vita, Jean-Pierre? Chi eri tu e cosa facevi? Allora, io lavoravo in un ospedale, prima di conoscere mia moglie, su Ire Venezia, in una casa di riposo per 10 anni, come infermiere generico, di vecchio infermiere generico. Dopo ho mollato il lavoro perché non ce la facevo più moralmente, anche perché le vecchie case di riposo erano classificato numeri, non era classificato persone umane. Era un trattamento un pochettino squallido, adesso è cambiato per fortuna. È cambiato e vedremo dopo. Ecco, direttamente. Ho mollato, ho conosciuto mia moglie, ci siamo sposati, dopo 6 mesi mia moglie ha perso i reni completamente e ha cominciato la tragedia. E là è la tragedia. Che lavoro facevi tu nel frattempo? Dipartimento scuola. Venezia. Eri passato alla scuola? Sì, Dipartimento scuola, ho vinto un bando di concorso con una lista speciale, io sono invalido al 55% come morbo di Parkinson, una forma di morbo di Parkinson, perché neanche ora loro non sono riusciti a capire cosa c'è. Sì, perché è una malattia ancora rara, diciamo. Rara, sì. E nel frattempo mi sono sposato direttamente dopo 6 mesi, 8 mesi. E Irene si è ammalata, purtroppo. Di Irene. Cosa è successo, Irene, all'improvviso? Praticamente, tanto buonasera perché sono un po'... Cara, lei si emoziona, vai tranquilla Irene. Praticamente è successo che ho perso Irene e nessuno mi aveva aiutato
perché pensavo che... Sei emozionata. Penso sia normale, tesoro, che emozionarsi. Allora tu hai perso Irene, tira fuori la grinta che avevi prima, dai sì. Irene che ce la fai, perché sei tu che la devi raccontare questa storia. No, tesoro. praticamente è successo che ho avuto, ero a casa di mia suocera, appena sposata, e praticamente è successo che mia suocera mi dice ma che strana che ti vedo, ma che strana che ti sento. E sono andata in bagno, e non mi vergogno a dirlo, sono andata in bagno a buttare fuori l'anima. E mia suocera scherzando mi ha detto ma non mi fai mica diventare nonna, perché pensava fossi incinta, giustamente una giovane sposa. E siamo andati, e mio marito intanto era a casa dal lavoro con influenza 39,5 di febbre. Siamo andati dal medico che si chiama medico Milosevic, e mi ha detto guarda che scusate il naso che cola. e mi ha detto guarda che io non sto bene, gli faccio il medico. Ma dai che stai esagerando, come dire, hai un'influenza. Vabbè. Comunque erano i reni che non funzionavano. Allora a un certo punto sono dovuta andare in farmacia in via Bissuola dove abitava, lui mi ha portato in farmacia, mi hanno misurato la pressione, gliel'ho portata al medico, gliel'ho spiaccicata nella faccia. Scusa, le hai detto al medico? Sì, l'ho detto al medico, guardi che questa è la pressione. 290. Voi vedete che loro stanno rivivendo quello che hanno passato, per quello io li faccio parlare, perché lei sta rivivendo quei attimi, quei momenti che lei ha passato. Ma cosa vuol dire? Spieghi un attimo cosa vuol dire essere senza due reni. È una vita, diciamo che è una vita molto difficile. Molto difficile. Perché io, non avendo avuto i reni, me ne sono accorta, anzi i miei genitori non ne sono accorti. In poche parole, io mi sono ammalata da 5 anni, che ero una bambina di 5 anni, mi sono ammalata e nessuno se n'è accorto. Nessuno se n'è accorto. Io sono andata in questa farmacia a portare la pressione al medico, avevo 280 su 180 di pressione. C'era qualcosa che non funzionava, esatto. Jean-Pierre, ma cosa è successo allora quando tu hai saputo questo? Che hai visto già perché un infermiere. Eri già un infermiere, Io perciò... mi sono accorto che il colorito di mia moglie era diventato olivastro. E essendo olivastro pensavo un travaso di veneziano, si chiama DBE. Sì. Un colorazione delle bile sul sangue. E io non ci ho creduto al medico, l'ho voluta portare in farmacia perché non avevo una... Andiamo avanti, cosa è successo? Trapianto di reni. Momento, fatto un'urgenza, un esame del sangue che a Mestre non lo facevano, era soltanto la mattina che facevano l'esame del sangue. Abbiamo trovato Villa Salus, l'hanno fatto il pomeriggio il sangue, l'esame del sangue, dopo un'ora ci chiamano di portarla d'urgenza in nefrologia. Arriviamo in nefrologia, la creatinina, noi che viviamo con 0,99%, mia moglie ce l'aveva al 17%. Perciò una roba proprio incredibile. Sì. Ecco. Lei si è subita 5 giorni di dialisi continuo, pulire il sangue da una macchina per tenerla in vita. Finalmente ce l'ho qua direttamente. Ascolta Irene, noi abbiamo avuto un'altra persona, Carlo Spessato, che salutiamo, anche lui malato di reni, e dice che è una tragedia cambiare il sangue con questi aghi terribili che sono chiodi. Tanto saluta anche tu Carlo e così diamo un po' di coraggio anche a Carlo. Ciao Carlo, guarda che siamo qua con te. Io ho passato 5 anni di dialisi e posso dirti che è una cosa tremenda. Ne hai fatto 8 anni di dialisi. 8 anni di dialisi e posso capirti... E dopo altri 5. Sì, e posso capirti che è un'esperienza molto brutta. Carlo ha detto che non sopporta più gli aghi. Allora, se io ti auguro, guarda, una guarigione, spero che trovi un rene o dalla tua famiglia o tuo fratello che hai, oppure qualcuno che possa aiutarti a donarti un rene. Ti auguro questo, grazie Carlo. Io mi chiamo Irene Cominotto e
E sono 9 anni che ho fatto vi farò conoscere. Allora andiamo avanti. Allora, finalmente arriva questo trapianto. Facciamo il primo trapianto qua al centro trapianti di Treviso. Sì. In poche parole, erano i primi inizi dei trapianti, sì, qua a Treviso. E il dottor Calconi, che era il primario qui, sì. Calconi, abbiamo trovato finalmente un rene. Soltanto che il rene ha un periodo che può restare senza essere trapiantato, dopo è discrezione del chirurgo a fare il trapianto. O meno. E cosa è successo a Irene? Irene è stata trapiantata dopo la quinta persona, che non è stata messa in lista come quinta persona, o per un motivo o per l'altro. Queste 4 persone non hanno passato la idoneità di essere trapiantate, però con i tempi che si allungavano. Sì. Non subito veloce, hanno aspettato. E perciò Irene non poteva aspettare più di tanto. Allora hanno fatto il trapianto. Nel momento del trapianto, dopo 2 giorni, mi chiamano, sua moglie ha 40 di febbre. Non era andato bene l'operazione? Dobbiamo fare un'esplorativa. Sentite, perché sono queste le vicende che vivono le persone. Un'esplorativa vuol dire che te sei a casa, ti ricevi una telefonata a dire: non sappiamo se vive tua moglie. Eh sì, perché c'è il punto di domanda. Dobbiamo fare un'esplorativa, ci serve la tua firma come consenso. Ho detto: fate l'intervento che arrivo subito, con grandi difficoltà, non avendo la macchina, abitando a Mestre, a Treviso. Comunque cosa è successo? In poche parole, il chirurgo distrattamente, non si sa in che maniera, ci è venuto a sapere da fonti non dell'ospedale ma da infermieri, hanno passato un po' la parola, perché loro non ti dicono mai quello che è successo. Hanno cucito un'ansia intestinale. Perciò disastro. Una necrosi intestinale vuol dire che una parte dell'intestino non funziona più, muore. Hanno dovuto aprirla in tutto il petto, tagliando di via una parte dell'intestino, sperando in bene. Ma non è finita qui, sentite cosa è successo? Dopo 8 anni con calvari, perché infezioni urinarie si può dire su un anno. Ma siete stati risarciti per questo sbaglio? Non si può essere risarciti, perché anche, ecco il discorso, noi abbiamo bisogno di questo ospedale. Non è che dici: io chiedo risarcimento a questo ospedale e dopo vengo risarciti e questo ospedale mi aiuterà in un futuro. Non si sa come va. Anche perché il modo di la paura di denunciare, allora, è la paura di denunciare, è che l'ospedale, male o bene, è quello che cura tua moglie. Se te denunci l'ospedale, quante cure potrai ricevere da quell'ospedale? Sei convinto di questo? Avendo lavorato in ospedale, sì. Ah beh, bella risposta. Allora andiamo avanti, succede allora quello che succede 8 anni di calvario. Anche perché c'è anche un altro punto da dire, che le domande di risarcimento su 1000 sono 2 che vanno a buon fine in Italia. È sempre meglio farlo, secondo me. Va bene, però dopo in ultima sempre meglio fare. C'è sempre una commissione. Comunque dopo 8 anni cosa è successo, Jean-Pierre? Mia moglie una sera, alle 9:30 di sera, un febbrone a 41 di febbre, chiamiamo il medico di guardia, non viene, chiamo l'ospedale, non viene nessuno, chiamo il mio medico curante, arriva alle 2 di notte e niente, mia moglie è andata, ha perso il rene, stava andando in sedicimia. Qua a Treviso non c'era posto per ricoverare al centro. L'altro allora? Quello che era stato appena trapiantato. Quello che era stato impiantato. Primo piantato, non c'era posto per, ricoverarla e non sapevano cosa fare. Noi ci siamo rivolti, mi sono rivolto a un giudice che hanno obbligato a Treviso di ricoverarla, me l'hanno ricoverata. Che anno era questo, Jean-Pierre?
91. 91. Nel 91 comunque, perciò sentite che il calvario che sta vivendo Irene, perché queste sono le cose che ci toccano dal vivo, quelle che viviamo tutti i giorni, che sentiamo magari da certe persone, per fortuna sempre meno, dobbiamo anche dire questo, perché adesso l'ospedale ha fatto anche passi da gigante, proprio è un'eccellenza in questi trapianti di rene, perché bisogna dire adesso come stanno le cose. Comunque voi del 91 cosa è successo allora? Nel momento che c'è stato il dispianto del rene, dopo 2 giorni l'hanno dovuta riaprire un'altra volta, perché nel conteggio delle garze gli mancavano delle garze dentro. Si erano dimenticati delle garze? Delle garze, sì. E questo è stato riportato come seconda voce. Presidente, cosa dice di questa storia? Ha sentito che storia allucinante? Senza parole anche il Presidente. Senza parole, pietosa direi, incomprensibile per molti altri versi, perché non si riesce a capire come mai con l'alta specializzazione che c'è, con i corsi di studi, con le applicazioni, si riesca anche, come dire, senza esprimere giudizi di colpevolezza grave, perché non tocca a me, ma si riesca comunque anche a commettere degli errori così gravi che compromettono poi per sempre la salute, al di là del fatto patologico o meno del disturbo che questo ha vuol dire portato. veramente essere segnati non da Questo poco. significa perché... rovinare la vita per sempre. Ascolta Irene, e adesso cosa è successo allora? Come stai adesso Irene? Adesso diciamo che non sto benissimo, ma sto abbastanza benissimo. Sei più curata adesso, sì, diciamo. perché adesso praticamente io ho fatto il secondo trapianto dopo 9 anni e posso dire che il secondo trapianto va benissimo. Evviva, qua volevo arrivare. Vi facciamo un applauso anche a Irene che se la merita tutta, poveretta, dai Irene. Però l'unico problema è che io ho le gambe che non mi tengono più. Perché io stamattina in casa sono caduta, non mi sono fatta niente, ho inciampato un piede, praticamente la gamba, la sinistra mi ha ceduto un po' e sono caduta. Cioè, hanno portato delle conseguenze, insomma, queste operazioni così forti. Ma tu Jean-Pierre, perché questo nome intanto Jean-Pierre e anche questa pronuncia francese che hai? Ecco. Spiega un po' chi sei. Dai Jean-Pierre. Allora, genitori veneziani. Genitori veneziani. Mio padre è un esiliato politico. Tuo padre è un esiliato politico. Non era iscritto al partito comunista, però faceva parte. Quando è finito l'Arsenale, la democrazia cristiana ha avuto paura dei comunisti e non gli hanno più fatto trovare lavoro, di quali ha dovuto immigrare all'estero. È andato a immigrare e ha lavorato alla Renault a Parigi. Perciò tu sei nato in Francia, a Parigi, parigino. Parigino. Dopo 6 anni sono ritornato in Italia, ho avuto dei problemi grossi già a 6 anni, sia nella lingua e anche perché mi hanno classificato questo morbo leggero, questa forma di Parkinson che mi ha creato dei problemi abbastanza grossi. Molto meglio adesso che prima, perché prima non riuscivo a prendere un bicchiere d'acqua. Adesso invece riesco a muovermi vedete tranquillamente. cosa vuol dire ricerca e cura, guardate cosa fa la ricerca. Ma perché tu hai voluto a tutti i costi venire qui a Rete Veneta a questa puntata dei Veneti Schiacciati di lunedì sera? Cos'è che volevi dire e raccontare? Questa storia terribile che ti ha veramente segnato, direi. Che purtroppo questa società non è colpa degli italiani, neanche di un governo, ma da una creazione sbagliata. Io dico che direttamente io ho bisogno di aiuto, ho bisogno anche mia moglie di aiuto, non essere emarginati dopo 30 anni di lavoro. Io ne ho 59. Ho mollato il mio posto di lavoro per stare vicino a mia moglie, di quali mi avevano detto che c'era la possibilità di andare in prepensionamento. Sì. Questo non esiste. Anche con quanti soldi vivete voi, Jean-Pierre? Con 278 euro al mese. Cos'è per te il Banco Solidale, Jean-Pierre? Ci aiuta ora direttamente. Mia moglie è quello che necessita noi per vivere, il mangiare.
necessita per vivere. Sentite, perché sembra che queste storie io le inventi delle volte. C'è qualcuno che dice ma non è mica così, Mirella. Sentite, anche i due presidenti alpini quando hanno sentito questa storia sono rimasti veramente di stucco, perché è impensabile nel 2018 con questo ben di Dio che vediamo a sentire le famiglie che non hanno niente da mangiare, non riescono a fare la spesa. E allora Jean-Pierre, quando tu vieni con Irene, io vedo però sono proprio tranquilli, sono non disperati nel senso che vengono là e vogliono, cioè è un passo in avanti per essere anche un po' più integrati, di trovare anche degli appoggi anche morali. Sì, tanto ci vuole tanta educazione prima di tutto. Bravo. E rispettare, non siamo soltanto io o mia moglie che stiamo male in questa situazione, ci sono altre persone che sono anche forse peggio di noi. E tu le vedi perché sei là. Le vivo in prima persona e direttamente. L'educazione prima di tutto, perché l'educazione penso che sia la cosa, e il rispetto degli altri, siamo tutti uguali. Bene, e allora con questi siamo tutti uguali, noi grazie alla grande famiglia diamo l'assegno a chi questa settimana andiamo a vedere. Ciao grande famiglia di Lette Veneta, guardate chi è vicino a me, ha un sorriso, è Daniel, che voi avete già conosciuto. Cosa vuol dire avere degli attacchi di panico per una situazione familiare che non vedi la luce nel tunnel? Vuol dire avere una forte ansia, vuol dire non riuscire più a trovare una via. È già Dio sbottonarsi perché Dio sa fregarsi. È una situazione difficile, diciamo. Quanti anni hai, Dani? Io ne ho 22 tra poco. 22 tra poco. E tu hai anche un diploma? Sì, ho un diploma, sì, sono perito meccanico, diciamo, sarebbe la denominazione ora è assistente tecnico, diciamo, ma sarebbe il perito meccanico, ecco. Però non trovi lavoro, nonostante che si dica anche sui giornali non troviamo personale, no? Cos'è che vorresti dire tu a queste persone, a questi imprenditori che dicono noi cerchiamo e non troviamo nessuno, non hanno voglia di lavorare i giovani? In base alla mia esperienza personale ho sempre trovato delle aziende che cercavano gente con esperienza, ma naturalmente uscendo da un istituto professionale non ce l'hai l'esperienza, devi farla da qualche parte e quindi non avendola e non volendo fartela fare, come fai ad entrare su un'azienda? Lavoro soprattutto. Il lavoro è la prima cosa, perché avendo il lavoro sei anche più libero, diciamo, il lavoro rende liberi. Cosa vorresti dire alla tua mamma? Alla mia mamma vorrei dire che innanzitutto che deve darsi un po' di vita, diciamo, ma un po' coraggio. Un po' di coraggio, sì, ma conoscendola non se la darà di sicuro. E per quanto riguarda me, io posso sentirmi anche un po' in colpa perché non potendoti aiutare in nessun modo, non saprei cosa fare, diciamo, cioè il lavoro non riesco a trovarne e non saprei in che modo aiutarli perché vedo che fanno sacrifici per tirare avanti e tutto quanto, ma... Quando tu ti raffronti con i tuoi coetanei e non hai neppure la patente, che al giorno d'oggi sembra una cosa impossibile da non avere, sembra impossibile proprio per un ragazzo non avere la macchina, la patente, ti senti un po' escluso oppure da questo mondo che gira attorno a questi motori, a queste macchine, ormai se hai la macchina non ti sposti più da nessuna parte, oppure si può farcela lo stesso? In certi momenti ti senti limitato, certamente, perché magari certi posti in cui devi andare sono abbastanza isolati, diciamo, e magari i mezzi di trasporto non ci arrivano fino a lì e quindi avere la macchina sarebbe un gran aiuto, ma per quanto posso cerco di muovermi con i mezzi pubblici, altrimenti sto a casa, diciamo. Ecco, ascolta Dania, allora tu hai detto questo e noi sai cosa abbiamo fatto? L'abbiamo preso nella grande famiglia perché io, siccome li metto alla prova questi ragazzi, e lui è proprio bravo, sapete, è anche molto educato, ma soprattutto molto intelligente.
E allora, perché lui prosegua, adesso stiamo anche curandolo, siamo vicini anche come cura, perché bisogna anche curarlo un pochino, perché era veramente depresso anche lui. E allora cosa abbiamo pensato di fare? Di darti un assegno. Questa è una sorpresona che lui non se l'aspettava. Questo però è tutto per te, della grande famiglia. È diventato tutto rosso. Perché proprio è una sorpresa che lui non sapeva assolutamente niente. Cosa vuoi dire, Dani? È difficile trovare le parole adesso. Ti sei emozionato? Non saprei cosa dire perché è veramente una sorpresa, cioè veramente una sorpresa sul serio. E non so. Siamo contenti, sai, di dartelo questo assegno. Più di così non saprei come ringraziarvi. Allora ringrazio la grande famiglia perché lei... Certamente ringrazio la Mirella in primis, poi tutta la gente che ci sta dietro, che sono veramente tanti. Ascolta, e allora adesso mando un saluto ai tuoi genitori. Vediamo cosa dici ai tuoi due meravigliosi genitori. Dai. Niente, voglio dire, saluto mamma e papà e che vi voglio bene. Vi voglio bene e noi vogliamo bene a questi ragazzi perché sono veramente bravi, sono solo sfortunati purtroppo di non vivere in una famiglia tranquilla, serena e questo dovuto alla causa della perdita del lavoro del papà, della mamma e che lui non riesce a collocarsi. Allora l'abbiamo preso in famiglia, lo stiamo curando, lo stiamo aiutando perché è giusto che anche Dani abbia 2 soldini in tasca, lo trovo anche per un futuro suo, per vedere un po' più di luce, questo ragazzo che veramente non sente più le braccia, sai Irene, le gambe, quando viene questi attacchi di panico, vivere questa depressione dei genitori. Cosa vuoi dire Irene a Daniel? Io a Daniel posso dire solamente una cosa, che io ho avuto anch'io un'esperienza molto brutta, cioè nel senso che il 22 marzo 2007 ho perso mia mamma e nel 2012 ho perso mio papà. Ecco. E ovviamente nel 2015 ho perso anche mia nonna che aveva 99 anni, mia nonna. E posso dire che io essendo figlia unica, perché sono figlia unica, è stata una cosa pazzesca, sì, posso dire pazzesca, perché avendo perso entrambi i genitori non sapevo più cosa fare, cioè mi sentivo sola. Però dopo aver conosciuto mio marito, ti dico, a fine 89, nel 90, ho trovato, come si può dire, un riferimento, un appoggio. Sì, un appoggio, una felicità, diciamo, perché, ripeto, io l'ho conosciuto nel 90 e posso dire che dopo 28 anni di matrimonio e 29 che ci conosciamo, non posso dire che è mio marito, è l'anima gemella della mia vita. Ma sentite, guardate che prima loro si tenevano per mano, cioè sembrano 2 innamorati alle prime armi e invece hanno delle situazioni drammatiche, però si vogliono un bene dell'anima. E io penso che l'amore, Jean-Pierre, faccia superare tante cose. Se una coppia si vuole veramente bene ed è unita, si supera tutto. Se non c'è l'amore non si può superare neanche il più piccolo paletto. Cosa vuoi dire, Jean-Pierre? L'amore è la prima cosa. Seconda cosa, nessuno di due ha ragione, nessuno di due ha torto. 50 e 50. 50 per 50. Bisogna rispettare l'altro, è sempre un essere umano, libero arbitrio ci deve essere. Certo. Non devi sforzare una persona perché nessuno vorresti che qualcuno ti sforzasse te. E tanto rispetto e volergli un bene dell'anima. E quanto bene vuoi, Irene, tu? Non so come si può dimostrare. Non si può dimostrare, vero? Non si può. E tu, Irene, al tuo Jean-Pierre, quanto bene vuoi? No, io ti voglio tanto bene e non
non potrei stare senza di lui. Sai che noi siamo onorati di avervi qua stasera. Cosa dice, Presidente? A sentire questa coppia che sta soffrendo, sta lottando, però questo bene enorme, questo amore che li unisce dopo tanti anni di matrimonio, quando sentiamo veramente delle coppie, il minimo paletto, mollano tutto, si lasciano, questi stanno soffrendo nella malattia, nel non più aver dignità perché non hanno soldi. Avete sentito 270 euro, Certo. Come si fa a vivere con 270 euro, Presidente? E poi dite che io non vi voglio bene quando mi fate la coletta. Senza le colette io cosa farei? Cosa farei per queste coppie, Presidente? Ma vede, io sono convinto che nel bisogno, nella sofferenza, ecco, ci sia, come dire, questa predisposizione naturale all'amarsi, a volersi bene, a condividere un percorso difficile, aiuta a superare le difficoltà. L'amore qua vince sostanzialmente, questa è la verità pura. E credo che i problemi dei mali di oggigiorno stiano anche nel fatto appunto che tutto è dato per scontato, tutto è alla portata di mano o quasi, e di conseguenza non si ha neanche la soddisfazione di raggiungere determinati traguardi e risultati con il sacrificio. Ed è un po' lo sforzo che fanno gli alpini, no? che tendono all'alto, ad eccelsa tendo il motto del 7° reggimento alpini a cui io sono appartenuto, cioè guardare sempre più in là, e il sudore e il sacrificio porta alla condivisione, alla comprensione e anche all'aiuto reciproco. E credo che proprio questo sia anche appunto una delle ragioni che a noi ci fa vivere occupandoci anche dei bisogni del prossimo. Bene, allora con queste parole noi sentiamo il punto di Leopoldo Bottero. Gli alpini, un'associazione d'Arma, fanno un sacco di sfilate, noiosissime in televisione ma con ascolti altissimi. Cosa fanno? Fanno poi delle rievocazioni di fatti che sono successi. Io sono figlio di un alpino della Giulia e ho assistito a talmente tante rievocazioni che, se volete, vi rifaccio la battaglia di Nicolaiesca passo per passo. E poi cosa fanno? Fanno tutti questi riti che sono riti di appartenenza a un corpo, a un gruppo, e si tengono assieme durante il periodo in cui non fanno delle attività, ma non solo, perché ci sono anche altre associazioni d'Arma. Loro, qui soprattutto nelle nostre zone, sono stati alla base di tutti i movimenti di volontariato. Io ricordo che la fondazione delle sezioni dell'Avis, dei volontari del sangue, all'inizio erano quasi una fotocopia dei gruppi degli alpini. La protezione civile c'ha alla base gli alpini. Quando sono successe delle disgrazie, gli alpini sono sempre stati i primi ad arrivare. Io purtroppo ho una certa età e mi ricordo quando gli alpini sono stati i primi a arrivare a Longarone sul Vajont, i primi a arrivare ma anche a morire durante il terremoto del Friuli. E questa tradizione della solidarietà, che è un sentimento importante delle nostre genti, delle gente di montagna in particolare, ma anche della gente di pianura delle nostre regioni, questo sentimento è importantissimo e loro l'hanno coltivato, l'hanno fatto coltivare alle nuove generazioni, e li vediamo sempre pronti quando c'è bisogno di loro. Quando serve una mano, loro ci sono. Cosa possiamo dire? Grazie alpini. Ciao Ecci. E con queste parole ringraziamo Leopoldo Bottero per questo punto sulla solidarietà e sugli alpini, e ascoltiamo dal maestro Furlanetto un'altra bellissima musica, che meravigliosa deve essere questa. La dedichiamo a questa coppia, sì, maestro. Visto che abbiamo parlato di amore, facciamo amore, amore, amore. Ecco.
questa bellissima musica, canzone meravigliosa per questa coppia stupenda, noi vi lasciamo alla seconda parte, non perdetela perché c'è ancora il Cottolengo a Padova o c'è l'Opsa, a tra poco, non cambiate canale.